una partita difficile in cui ci sono stati dei momenti positivi per la tua squadra nel finale del primo quarto? Pochi, molto pochi. Sì, noi siamo sicuramente non in un bel momento, abbiamo fatto un gran bel precampionato, peccato che non è che ci danno dei punti bonus per il bel precampionato. E niente, in questo momento qua siamo in difficoltà, le nostre giocatrici con più leadership e più esperienza sono in difficoltà estrema, si è visto stasera, si è visto con Mantova, le giovani stanno provando, insomma abbiamo dato tantissimi minuti a Castelli, Zuccon e stanno facendo delle ottime cose, chiaramente la realtà è che quando le cose vanno bene è anche più facile vedere le cose buone delle giovani, quando le cose vanno male non è neanche giusto scaricare la carretta dicendo che facciamo giocare le giovani, quindi siamo in difficoltà, questo è chiaro ed evidente, abbiamo fatto una prestazione terribile contro Mantova settimana scorsa, questa sera a piccolissimi tratti si è visto qualcosa di meglio, siamo in questo momento in difficoltà, non c'è tanto da fare, bisogna lavorare di più, lavorare tanto, probabilmente ritornare all'idea che avevamo l'anno scorso, che noi siamo una squadra operaia che deve salvarsi, e forse qualcuna si era illusa o pensava che siccome abbiamo preso 2 giocatrici che hanno già fatto la A2 allora siamo diventati una grande squadra di A2. Non è questo il risultato, cioè insomma non è questo quello che stiamo dimostrando, e quindi dobbiamo salvarci. Sabato prossimo viene Vigarano, è una sfida a salvezza, quindi per noi è una partita fondamentale. Non era certo venire a vincere a Treviso la priorità. Speravo di fare qualcosina meglio, non l'abbiamo fatto, adesso martedì torniamo in palestra e dobbiamo giocare, preparare la sfida di Vigarano che dobbiamo assolutamente vincere.